A meno di 24 ore dalla trasmissione del servizio giornalistico di Sicilia TV Notiziario, che ieri aveva dato parola alle segnalazioni di alcuni cittadini che lamentavano lo stato in cui versa il giardino pubblico San Pio di via Beneficenza Mendola a Favara, immediata è stata la risposta dell'amministrazione comunale. E il vice sindaco Lillo Attardo ha subito iniziato a mettersi all'opera per migliorarne la situazione. Pulizia fatta, ci ha detto. Cartacce, plastica, erbacce, lattine e pezzi di vetro sono stati immediatamente rimossi. I cittadini che hanno particolarmente a cuore la villetta avevano mostrato alle telecamere anche le potenziali pericolosità che si insinuano per i visitatori del luogo, soprattutto quelle legate alle giostre rotte e ai mattoni sopraelevati. La giostrina pericolosa, ci ha detto Attardo, lunedì prossimo sarà smontata e verrà inserita una base in legno. Per quanto riguarda i mattoni sopraelevati, il problema è causato dalle radici degli alberi. Lì bisogna capire come intervenire, ma purtroppo non sarà una cosa immediata. Tutto dipende dalla data di approvazione del bilancio comunale. Sono state comunque già previste delle somme per questo tipo di interventi, ha concluso il vice sindaco. Stesso discorso vale per quanto riguarda la riapertura dei bagni sporchi e maleodoranti, che erano chiusi già da tempo, ci ha detto il vice sindaco. Il posto è frequentato da bambini e da persone che si recano nella villetta per rendere omaggio al santo di Pietralcina. Era necessario rimuovere innanzitutto le sporcizie ed i rifiuti, e questo è stato fatto.